Parte oggi la grande mobilitazione dalle coste dell'Oristanese per arrivare a quelle del nord Sardegna per fermare i texani, questa società che ricerca petrolio in mare e che soprattutto utilizza i cosiddetti cannoni ad aria compressa, un metodo devastante per perlustrare le profondità dei mari alla ricerca appunto di petrolio, un metodo Arikan cosiddetto devastante che rovina l'habitat marino, che attacca i cetacei, che soprattutto mortifica l'habitat di questo territorio. È evidente che tutto questo deve essere bloccato. Il governo italiano ha scelto i mari della Sardegna per fare questo tipo di esperimenti, per concedere questo tipo di perlustrazioni. La Sardegna si deve mobilitare e oggi inizia questa nostra grande iniziativa per sensibilizzare i sardi, per far capire che lo Stato non può continuare a utilizzare la Sardegna come una discarica di divieti e anche in questo caso di attacchi frontali al nostro ambiente e al nostro patrimonio naturale. Guarda il